Siamo qui oggi a ricordare questa ferita, perché è una ferita aperta che non si è ancora rimarginata e che penso non si rimarginerà per l'intera città. Ricordare una vittima innocente, un ragazzo, lo abbiamo ricordato in questi anni diverse volte, ma tenere aperta la memoria su quei fatti è sempre importante. Oggi ha senso chiedere ancora una volta con forza di trovare la verità. È un appello che mi sento di lanciare a chiunque sappia qualcosa, a chiunque possa oggi a distanza di 23 anni dare luce a quel misfatto, chiunque sa, in qualsiasi modo, in qualsiasi mezzo, se riesce a farlo sapere agli inquirenti, alle forze dell'ordine, per riuscire finalmente a trovare i mandanti e soprattutto gli esecutori di questo efferato omicidio che ha colpito la nostra collettività, che ha colpito una persona innocente, che ha buttato nella disperazione una famiglia, un'intera collettività. Lanciamo un appello per chiunque sappia qualcosa, se può, deve metterci in condizione di scoprire la verità.